Testa calda, giovane, giovanissimo, ancora minorenne, ma secondo gli investigatori della polizia, con le sue incursioni ha sollevato l'allarme in centro storico a Vicenza. È ritenuto responsabile di alcune rapine avvenute a fine 2025. La questura ha raccolto diverse denunce sporte da alcuni giovanissimi rapinati nel cuore della città del Palladio. L'autore con il tempo avrebbe assunto un ruolo particolarmente attivo all'interno di un gruppo di ragazzini. Il modus operandi sarebbe stato sempre lo stesso: accerchiavano la vittima per poi minacciarla portandole via i soldi. Secondo quanto sostenuto nel provvedimento del GIP, la condotta del giovane sarebbe stata palesemente deviante e in dispregio delle regole del rispetto degli altri e dell'altrui proprietà, utilizzando metodi subdoli per cogliere momenti di fragilità delle parti offese e aggredirle senza remore o pietà, e nel contempo agendo in concorso con altri in un accrescimento reciproco di violenza gratuita. Il giovanissimo era già destinatario del divieto di accesso nelle aree urbane di Vicenza. Mentre sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, il padre lo ha portato in questura, dove è stata eseguita la misura della custodia cautelare adottata dal GIP del Tribunale per i minorenni di Venezia. Il giovanissimo è stato quindi associato in regime di detenzione presso una comunità per minori in Friuli Venezia Giulia.